Giusy Parolino, noto atleta agrigentina famosa per le sue vittorie nel lancio del giavellotto, torna a vincere a Catania dopo la pausa dovuta al Covid-19. Giusy ha così festeggiato nel migliore dei modi possibili il ritorno alla normalità, anche se ancora parziale, agonisticamente parlando. Ritorna così l'atletica leggera nella nostra regione, ma in maniera diversa logisticamente. Il risultato non è cambiato però per la campionessa agrigentina. Infatti Giusy Parolino ha stravinto la competizione del giavellotto che, malgrado il lockdown, non ha subito alcuna flessione, facendosi trovare in piena forma e pronta. La gara di interesse nazionale è stata organizzata da Giuseppe Sciuto, presidente della SAL Etnea, e si sono svolte in 3 competizioni, una nel capoluogo etneo, l'altra a Siracusa, l'altra a Enna, suddivisa secondo le specializzazioni dell'atletica leggera. Parolino svolge la sua attività agonistica con molti sacrifici ed è costretto ogni settimana ad andare a Catania per gli allenamenti, in quanto nella nostra città non esistono strutture in grado di poterlo fare e inutili e vani sono stati gli appelli che l'atleta e il mondo sportivo, nonostante abbia vinto diverse medaglie e gare anche d'oro al massimo livello, sono stati fatti negli anni. È successo pure che l'anno scorso che Giusy Parolino è stata costretta ad allenarsi in spiaggia con il suo giavellotto, cosa che lasciò di sconcerto anche 2 anziani che, recandosi in spiaggia e vedendola con quegli arnesi chiamati giavellotti, hanno pure telefonato alla polizia che prontamente è intervenuta. La Parolino ha anche avuto diversi riconoscimenti per le sue eccellenze sportive. È stata premiata ricevendo il premio Carchinos nel 2019, ideato da Carmelo Cantone e donato agli agrigentini che si sono particolarmente distinti nella loro attività. Quindi il premio alla carriera dal Panathlon di Agrigento, il premio USSI, l'Unione Stampa Sportiva. Nel 2016 è stata premiata la Mimosa d'Oro al Teatro Pirandello e anche un riconoscimento del Rotary Club International.